Dunque siamo qui, buonasera a tutti, per una ricorrenza. Ricordiamo il nostro caro con un applauso. Sono trascorsi 2 anni, ma Nello è sempre presente. E lo abbiamo voluto ricordare questa sera con gli illustri relatori, prendendo occasione anche di questa pubblicazione dedicata a Nello Amel, un dono per la comunità agrigentina. Io ho avuto l'onore e il piacere di curare questa pubblicazione perché davvero Nello fu un dono per la comunità agrigentina e il libro, con tante testimonianze, conferma questo dono che fu per noi. E il libro raccoglie una serie di testimonianze che desidero elencare nel nome: Pietro Bartolo, Vincenzo Campo, Francesco Cangialosi, Luciano Caponnetti, Paolo Cilona, Costantino Ciulla, Crocetta De Marco Schillaci, Lillo Firetto, Enza Ierna, Massimo Ingiaimo, Silvana Laporta, Angelo Lauricella, Calogero Mannino, Franco Miccichè, Luigi Montante, Giuseppe Notar Stefano, Andrea Piraino, Franco Piro, Gerlando Riolo, Tommaso Romano, ma poi abbiamo detto basta, perché sarebbe venuto a fuori un'enciclopedia. E questi, come coloro che suonano nell'orchestra, elevano una sinfonia, e una sinfonia di amore, di grandezza di questo grande uomo che è stato Nello Amel. Nello Amel è colui che davvero incarna e interpreta il nuovo modello di apostolato dopo il Concilio Vaticano II. Un apostolato che si fonda su evangelizzazione e promozione umana. Un apostolato che a sua volta ha dei pilastri. Questi pilastri sono la fede, la speranza e la carità, che sono le virtù teologali come ci hanno insegnato al catechismo. Questi sono i pilastri dell'azione di Nello Amel e lo distinguono in questi 3 principali settori: il rapporto tra fede e politica, il rapporto tra fede e volontariato, il rapporto tra fede e cultura. Nulla lui fa senza questo riferimento che è la fede. Questo fa sì che il nostro Nello, così come lo abbiamo conosciuto, non fa nessun cedimento. Egli è l'uomo della coerenza, egli è l'uomo della chiarezza, egli è l'uomo che non scende a patti, a compromessi di basso profilo, e di questo lui ne soffre, e ne soffre molto, ma non cede alla sua coscienza che si fonda su questi 3 pilastri che fanno il vero modello di apostolato secondo la teologia conciliare di evangelizzazione e promozione umana. Il suo amore è per il bene comune, e quando si ama il bene comune non si può cedere, non si può scendere.
Chiudo questa mia breve introduzione rilevando che la copertina di questo libro, che sarà omaggiato, davvero racchiude la figura di Nello Amer, dove in questa copertina Nello ha una locandina: il mare è nostro e dunque è di tutti, il senso dell'appartenenza, del bene comune, e non si può cedere. Nello, chiudo questa mia fase introduttiva dicendo, è l'uomo della coerenza. Grazie per essere venuti. Iniziamo questo incontro. Senatore Enrico La Loggia ormai gira e rigira, viene sempre qui ad Agrigento. Lo sa, così va a finire il libro. Sì. Volevo dire così, Pirandello già gira e gira e poi la poesia alla casa Romita. Bene, iniziamo questo incontro alla memoria di un grande, dando la parola al nostro caro sindaco per suo saluto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie in memoria anche del grande Anconello. Io saluto la famiglia, i familiari, saluto i relatori. Accanto a voi mi sento proprio un lillipuziano di fronte a questo, accanto ai giganti. No, assolutamente. Che dire, io non ho conosciuto da tantissimo tempo Nello, però per quel poco che l'ho avuto vicino a me in consiglio comunale, ma anche per in varie manifestazioni, ho potuto apprezzare l'uomo, non il politico. L'uomo, la sua correttezza, la sua coerenza, la sua eleganza. L'ho stimato perché la sua era una politica con la P maiuscola, ecco, parliamo adesso di politica. Aveva degli obiettivi che lui voleva raggiungere, era molto anche educato nelle sue richieste, perché capiva a volte le difficoltà di un'amministrazione comunale, capiva bene a volte anche, scusatemi il termine, le beghe politiche, però quando aveva un'idea, quando aveva un suo obiettivo, cercava sempre di raggiungerlo, per un motivo soltanto, per il bene della comunità. Io devo essere telegrafico perché i relatori hanno qualcosa di più importante di quello che io sto dicendo, però io ho voluto questa sera rubare una frase di Pasquale, te ne chiedo scusa, però penso che tu sei riuscito a racchiudere in poche parole quello che era Corrasella. Un uomo generoso, un democratico convinto, un'intelligenza vivace, una correttezza morale invidiabile unità ad una rara umiltà, al servizio soprattutto degli ultimi, sofferenti e marginati per fossero. La sua santità laica è stata un esempio luminoso e in quanto tale difficile persino da seguire. Pasquale, tu sei riuscito in queste poche parole a definire veramente la personalità di questo grande uomo, e che è vero che non c'è più da 2 anni, ma io penso che sempre tra di noi, anche in consiglio comunale, spesso noi lo ricordiamo. Io una sola parola voglio salutare Nello. Nello era un giusto e quindi voglio prendere un impegno, se ci riesco, di candidarlo nel Giardino dei Giusti che si trova nella Valle dei Templi, dove l'Accademia dei Studi Mediterranei ha realizzato questo meraviglioso. E penso che Nello lo meriti, ma anche la famiglia, i figli, i nipoti, voi tutti, fratelli, e il mio amico Gianni. Scusate, non riesco più. Sì, grazie Sindaco, e accogliamo veramente con gioia questa notizia
e lo merita, perché l'ha conquistato proprio sul campo nello essere menzionato nel Giardino dei Giusti. Diamo la parola al Presidente del Consiglio Comunale, il dottor Giovanni Civelcani. Salve, buonasera, saluto gli ospiti intervenuti in sala, saluto gli ospiti relatori, il professore Enrico Miraloggia, il professore Andrea Pieraino, l'onorevole Franco Pinopiro e il professore Enzo Di Natali, che ha curato il libro su Nello Amel. Io ho avuto la possibilità di leggere il libro, oltre al dato biografico su Nello, sul consigliere Minello, ci sono spunti di carattere storico. Oggi, senatore, è difficile riuscire a trovare degli spunti di carattere storico. Parlo con Pasquale Amel, prima discutevamo di questo, trovare libri di carattere scientifico, quindi che abbiano un'attinenza alla politica locale. Purtroppo oggi la storia è sempre più scritta dai giornalisti e non dagli storici. Ringrazio il fratello Pasquale e Gianni per aver organizzato una manifestazione che ha l'esclusivo interesse di ricordare, come celebrare la figura di Nello Amel. Nello, che per me è stato un collega in consiglio comunale, è stato un amico, è stato un compagno ed un maestro della vita universitaria. Nonostante appartenessimo a generazioni diverse, lui è nato nel febbraio del 52, quindi un anno importante per me, a cavallo tra l'anno di nascita di papà del 49 e quello di mamma del 55. Quando Nello iniziò la sua ascesa politica, nel 1975 mi nacque io, quindi quasi a dimostrare come fosse stata lunga la carriera di politica di Nello nel corso degli anni. Nel 75, se non erro, fu eletto per la prima volta al Consiglio Comunale di Portempedocle. E nonostante la differenza di età, non aveva mai annullato la capacità di elaborazione del pensiero politico declinata in chiave moderna, perché Nello ragionava sempre in chiave moderna, riusciva a interpretare quelli che erano i cambiamenti della società. Lui, quindi, che poi aveva vissuto, professore, in un periodo molto importante per la storia di questo paese, visse in un periodo in cui, i partiti avevano avuto un ruolo fondamentale nella storia di questo paese. E appunto sul significato di partito con Nello ci siamo più volte confrontati. Lui era un chiacchierone, mi amava molto di conversare. Parlavamo per ore e ore nell'ufficio di presidenza, quindi dopo le commissioni consigliari, quindi dopo il consiglio comunale, e si rifletteva su cosa mi fossero, professori onorevoli, diventati sindaco i partiti, questo participio passato di uso sostantivato dopo la fine il crollo del muro di Berlino, cosa fossero diventati i partiti dopo il biennio 92-94, cosa fossero diventati i partiti con la personalizzazione della politica. Lui diede una definizione di partito, io lo ricordo sempre, che l'avevo scritto su un foglio che custodisco gelosamente nel cassetto dell'ufficio di presidenza. Per lui i partiti erano strumenti di organizzazione del pensiero con funzione pedagogica. Nello capì l'importanza della formazione politica e delle nuove classi dirigenti. Lui guardava sempre con attenzione, con grande ammirazione a quella che era stata la gloriosa stagione, permettetemi di dire, della Prima Repubblica. Ne parlavo prima con il professore. Una Prima Repubblica che aveva fatto grande questo paese, lo dobbiamo dire, con una classe dirigente completamente diversa, preparata e competente. E questo Minello faceva quindi fatica a sopportare la realtà attuale, perché era un uomo che amava il dibattito, Pasquale, amava riflettere e non trovava assolutamente spazio in quello che era il dibattito dei partiti. E capì che i partiti erano diventati, guardando a quanto era accaduto nell'Ottocento, subito dopo il processo di unificazione italiana, con la destra e la sinistra storica, erano diventati gruppi di potere solidari
schieramenti che erano portatori degli interessi generali. Non erano più quei partiti che formavano una classe dirigente, guardavano attenzione a quello che la Camilluccia e le Frattocche, le due grandi scuole di formazione politica. Oggi purtroppo, l'ho detto più volte, la mia generazione guardo con attenzione e con un'ammirazione i relatori che sono a questo tavolo. La mia generazione non ha avuto dei maestri. Subito dopo il 92-94 quel golpe mediatico giudiziario cancellò via di un sol colpo la classe dirigente. Beh, come si fa a formare? Ecco, questa è la riflessione che noi facciamo. Come facciamo a formare classe dirigente? Cioè, dove si forma la classe dirigente? Oggi, con gli editoriali forse del Corriere della Sera, non c'è più Massimo Bordini della rassegna stampa. Beh, io mi sono formato con il professore Luca all'università, ma gli altri come si formano? Mancano i luoghi di aggregazione. Se una politica è debole è perché non c'è classe dirigente, e questo su cui rifletteva molto bene, e io ero attratto, ammirato dalle sue riflessioni. Io ho avuto la possibilità di crescere, signora Angela, con le discussioni di Linello, e sono estremamente grato a lui per il tempo che mi ha dedicato. Purtroppo non vedo questo interesse in questa politica, perché magari preferisce stare dietro una tastiera che leggere un semplice giornale. Ed era contento che io avessi riportato in consiglio quelli che erano i quotidiani. Voglio quindi soffermarmi e poi chiudere questa breve riflessione, questa breve testimonianza. Beh, la sua è stata una politica, e la sua vita soprattutto è stata una politica, una vita che ruotava quindi attorno ad alcune parole nobili. Quello della solidarietà, quello dell'ascolto, perché è un uomo che sapeva come ascoltare. Messo qui là i consiglieri che mi parlavano perché lo vedevano come punto di riferimento. Ogni presidente, sia in assemblea regionale, al Parlamento, Camera, Senato, ha dei suoi riferimenti. E io l'avevo in Nello, e poi vedo qua in aula il consigliere Alfano, no? Tra i due c'è stato sempre un bellissimo rapporto, ed ero in grado di orientare le scelte del Consiglio Comunale. E caro Sindaco, io sono sicuro che se Nello fosse rimasto ancora in vita, e lo dico con grande rammarico, probabilmente in alcune scelte questo Consiglio Comunale non le avrebbe fatto, perché Amel era un uomo che studiava, che aveva sete di conoscenza, era un uomo particolare, signora Angela, per questo mi attraeva. Beh, io ho avuto la possibilità di incontrarlo in diverse occasioni, quindi e poi chiudo. La prima, l'esperienza Zambuto all'opposizione, ma un'opposizione costruttiva. La seconda, l'esperienza dell'onorevole Filetto, che vedo in sala e che saluto, assunto responsabilità di governo, guidò in maniera eccellente di quello che era il passaggio alla transizione della raccolta differenziata, e per ultimo l'esperienza del dottore Mimici, che purtroppo si è interrotta praticamente la consigliatura per la scomparsa prematura di Amel. Per me Nello è stato un'opportunità di crescita, ma è stata anche un'occasione che mi è mancata per la città di Agrigento, e lo voglio ricordare sì come l'uomo, signora Angela, dei grandi valori, dei grandi ideali e dei grandi principi. Carlo, Teresa, lo voglio ricordare anche come un uomo dal cuore nobile, Pasquale, Gianni, ma lo voglio soprattutto ricordare come un uomo dal cuore democristiano. Grazie. Grazie Giovanni per il tuo saluto, che poi è stata una bella testimonianza e che ci ha ricordato che senza una solida formazione politica non si può fare alcuna politica vera. Bene, passiamo così al primo intervento, che è quello del senatore Enrico La Loggia. Scusatemi, sono arrivato con qualche minuto di ritardo, ma uscire da Palermo è diventato sempre più difficile. In qualunque momento si intreccia un traffico quasi insuperabile. Scusate, io torno ad Agrigento sempre con piacere, per la verità, prendo la battuta dell'amico Enzo Di Natale. Ero venuto qualche settimana fa per la presentazione del mio libro e oggi torno per un altro libro di un carissimo amico, Nello
che ho il rimpianto di non avere frequentato abbastanza, perché sì, ci siamo conosciuti, apprezzati, almeno io l'ho sempre apprezzato, penso che lui avesse anche nei miei confronti una qualche considerazione positiva, ma abbiamo vissuto esperienze parallele, non diverse, ma parallele. Io su Palermo, lui su Agrigento, ma animati dallo stesso spirito. Quando si fa la distinzione tra la cosiddetta Prima Repubblica e la cosiddetta Seconda Repubblica, spesso si dimentica una cosa essenziale. Non è che soltanto sono cambiati gli uomini, non è che soltanto sono cambiati i partiti, è cambiato lo stesso senso di intendere la politica, quella che io intendo scritta tutta a lettere maiuscole, e cioè quella che si fonda su una visione, sulla capacità di realizzare un progetto, non sulla attività anche meritoria di spiccia faccente per andare a caccia di qualche voto in più. E questa è la differenza sostanziale. Ed è la differenza, se mi consentite, che ha caratterizzato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Perché nella Prima Repubblica c'erano uomini di livello eccesso che avevano una caratteristica: per 20 anni non avevano potuto fare politica a causa del regime fascista. Avevano studiato, avevano approfondito nei comitati di liberazione nazionale e regionale, nei sindacati, nelle associazioni di categoria, ovunque c'era la possibilità di approfondire un tema che comunque non disturbasse almeno apertamente, ufficialmente, il partito nazionale fascista e il regime che era stato instaurato attraverso di lui. Avevano studiato. Se guardiamo gli uomini di allora, ne voglio citare 3 o 4, non di più, che vanno da Don Accatenna a Fanfani, da Aldo Moro a Berlinguer. E perché no? Perché non ho pregiudizi. Ad Almirante, che era un gigante rispetto a questi che fanno politica oggi, che si dicono di destra. Un gigante, come era un gigante Don Accatenna. Io ho un ricordo bellissimo che vi voglio trasmettere del 1962, sono un po' più anziano, diciamo, rispetto a Nello Amen. Nel 1962 mio padre mi portò ad un convegno della Democrazia Cristiana a San Pellegrino Terme, che è rimasto uno dei capisaldi della storia della Democrazia Cristiana. Si approfondiva il tema dei rapporti tra la Democrazia Cristiana e la società, cioè un tema fondamentale, in cui la relazione principale era affidata proprio a Carlo Don Accatenna. Io rimasi entusiasta, avevo 15 anni, di quest'uomo, il quale credeva sul serio alle cose che diceva, e non è distinzione di pochi. Vi sfido oggi nello scenario attuale della politica dell'estrema destra e dell'estrema sinistra a citarvi 5 nomi, non dico tanti, 5 di personaggi politici che credono nelle cose che dicono, ma ci credono seriamente alle cose che dicono. Io faccio difficoltà ad aggiungerne un sesto, un settimo, più di 5 non riesco ad arrivare, perché la differenza in questo Nello ha caratterizzato la sua vita, prima ancora che la sua vita politica, perché l'eco di che cosa facesse Nello Amen a Palermo arrivava e c'era, come dire, una sintonia ideale, anche se non c'era la frequentazione quotidiana. La politica come servizio, la cosa più semplice del mondo. Perché si fa politica? Per far carriera, guadagnare qualcosa in più, sistemare un amico, un familiare, un parente, avere un appalto in più per distribuire soldi
spero lecitamente, talvolta anche illecitamente. Per questo si fa politica? O per realizzare quello che giustamente Nello le chiamava, che chiamiamo, quelli che ci crediamo seriamente, il bene comune? Perché se non è quello, che cosa è? Ma perché vale la pena? Uno faccia il suo mestiere, il suo lavoro. C'è tanti modi per realizzarsi nella vita diversamente dalla cosiddetta attività politica. E quindi la differenza tra chi ha una visione e chi fa lo spicciafaccende. Io questa cosa la ripeterò sino alla nausea, perché questa è la vera differenza. È lì che i cittadini devono poter scegliere a chi affidare il proprio destino, le proprie speranze. E poi un altro aspetto essenziale, non inferiore al primo aspetto, il cattolico. Ma chi fa politica da cattolico ha una sua caratterizzazione, come dire, non estinguibile né equivocabile. Fa politica perché è cattolico. E io vado oltre questa distinzione spesso, come dire, forzata, i cattolici liberali e i cattolici democratici. Perché i cattolici democratici non sono liberali e i cattolici liberali non sono democratici? E qualcuno mi spiega questa differenza? Che non c'è, perché il cattolico è cattolico, si riferisce alla dottrina sociale della Chiesa, si riferisce al Vangelo, si riferisce al servizio, si riferisce alla considerazione dell'altro. Quante volte vi capita di incontrare qualcuno per la strada e non avere magari il piacere di salutarlo, anche se lo conoscete bene? Succede a tutti, sarà successo anche a voi, ma non è da cattolico. Quando mi succede, qualche volta, raramente, mi vado a confessare, perché vuol dire che ho violato il comandamento fondamentale della nostra religione. Ama il prossimo tuo come te stesso. Qualcuno se lo ricorda che glielo hanno insegnato nel catechismo? E come fai politica se questo comandamento non lo consideri, non lo metti al primo posto della tua vita? Bene, questo era Nello Hamel, perché considerava questo l'essenziale dell'attività politica, perché senza di questo non c'è politica, c'è soltanto la caccia al voto, c'è soltanto lo spicciafaccende. E concludo, perché potrei continuare molto a lungo. Chi mi conosce sa che se inizio e mi viene l'abbrivio arrivo domani mattina senza stancarmi. Una volta, occupando la facoltà di giurisprudenza di Palermo, quindi parliamo di anni eroici, anche io ho occupato l'università, si facevano dibattiti infiniti. Chi ha occupato come me forse lo ricorderà, infiniti, per tutta la notte. Eravamo lì, occupavamo le cose che dovevamo fare, discutevamo. A un certo punto mi ero allontanato, mi ero assopito un paio d'ore, torno e trovo sul muro dell'aula dove eravamo riuniti una scritta a lettere cubitali. Non so se era un insulto, io l'ho preso per un complimento. C'era scritto: la loggia, 2 punti a capo, di ragionamento si può anche morire. Perché io, come dire, continuavo a discutere per convincere. E questo però, rifletteteci per un secondo, è l'essenza della democrazia. La democrazia non è violenza, non è sopraffazione, è convincimento. Diceva Winston Churchill, quindi non parliamo di politici italiani, parliamo di statisti di livello mondiale: la democrazia è fatica. Se non hai voglia di faticare per convincere gli altri e li vuoi convincere con la sopraffazione, la violenza, A, non sei un democratico, B, tantomeno sei un politico. Allora, ricordando Nello Hamel, io voglio ricordare questo, e qui ne faceva un cenno il Presidente del Consiglio Comunale,
delle loro conversazioni in cui approfondivano i temi. Io mi immagino Nello in queste conversazioni a citare tutto il possibile che fosse possibile citare per convincere, non per vincere con la violenza. Ma com'è possibile che questo concetto elementare non entra oggi nelle teste di genitori e maestri che lasciano ragazzi uscire col coltello dentro la tasca per aggredire, per far male, per uccidere, senza un minimo rispetto per la persona umana? Ma senza rispetto per la persona umana, che vivere ci direi, ma che paese avremmo costruito se non abbiamo questo rispetto? Allora, questo mi piace ricordare, ricordando la figura di quello che io considero un grande politico italiano, la figura di Nello Amer. Grazie. Grazie senatore La Loggia, ecco bello, politica per convincere, e per convincere ci vuole pazienza, tanta pazienza. Bene, dopo l'intervento del senatore Enrico La Loggia abbiamo l'intervento del professor Andrea Piranio, che non è la prima volta che viene qui ad Agrigento. Lo abbiamo avuto alcuni anni fa quando abbiamo ricordato l'onorevole Mongiolì, Michele Mongiolì, con una manifestazione, un incontro culturale di livello che abbiamo realizzato alla provincia, per cui anche adesso lo ascoltiamo per la seconda volta qui ad Agrigento in onore di Nello Amer. Grazie al Presidente per avermi concesso la parola e grazie ai fratelli Amer, in particolare a Pasquale, che mi ha invitato a ricordare Nello non tanto questa sera, ma già insomma nel momento in cui, come avete sentito, si è pensato a una testimonianza scritta, insomma, e in occasione della formazione di questo libro mi chiamo per dirmi insomma, se avevo piacere a ricordare la figura di Nello. Per me è un grande onore, perché il mio rapporto insomma, con Nello, seppure un rapporto che nasce fra un giovanissimo docente universitario e un giovane universitario, però era un rapporto fraterno, un rapporto che si è sviluppato per diciamo tutta una vita, insomma, anche se poi per alcuni versi non abbiamo avuto grande possibilità di frequentazione dopo gli anni 90, un po' perché Nello ha scelto insomma, di come dire, esercitare il suo magistero politico in sede locale, e in qualche modo anch'io avevo scelto di esercitarlo in sede più specificamente locale, seppure a Palermo o seppure in istituzioni regionali, e quindi questo in qualche maniera ci aveva un po' inevitabilmente allontanato, soprattutto dopo la fine della militanza comune nella democrazia cristiana, e ci sentivamo di tanto in tanto in qualche occasione, ma questa lontananza non è stata mai causa di una come dire trascuratezza insomma, nel sentimento che provavamo, credo sicuramente io, ma sono certo insomma, che anche Nello provasse insomma, nei miei confronti. Qui c'è Angela insomma, che credo possa testimoniare bene insomma, il rapporto che, ripeto, seppure non frequente, insomma, si è mantenuto un po' per tutta la vita. Io ho conosciuto Nello nel 1974, fine 74, e
in quell'anno, forse nei primi del 75, si dovevano celebrare le elezioni universitarie. E come in quel periodo era piuttosto facile riscontrare, soprattutto a livello giovanile, vi era già una notevole frattura fra quelli che erano i movimenti cosiddetti cattolici, per intenderci la FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici Italiani, CQX, che era il movimento di vita cristiana dei Gesuiti, le comunità di vita cristiana ispirate dai Gesuiti. In quegli anni si formò un movimento che poi avrebbe avuto un grande ruolo nel nostro paese, vorrei dire un ruolo positivo, insomma, ma anche con qualche sbandata, e cioè Comunione e Liberazione, un movimento molto importante nella storia del nostro paese, e altre piccole aggregazioni, insomma, di natura laicale, ma propriamente, insomma, del mondo cristiano. E dall'altro lato, in questi momenti topici in cui ci si avvicinava ad una elezione di natura universitaria, oppure locale, oppure regionale, oppure politica, il movimento della democrazia cristiana, il movimento giovanile della democrazia cristiana. Tra queste due realtà vi era una condizione di amicizia, di confronto molto serrato, perché soprattutto, insomma, da parte dei movimenti cattolici veniva rimproverato più che al movimento giovanile della democrazia cristiana, veniva rimproverato alla democrazia cristiana di essersi allontanata da quelli che erano i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, come ci ricordava Enrico prima, insomma, i principi soprattutto, insomma, che erano stati rinverditi a seguito, insomma, del Concilio Vaticano II, e che in qualche modo non riuscivano ancora a trovare una implementazione attraverso l'azione politica di quello che era partito che si ispirava a quei valori, a quelle condizioni. Quindi vi era una condizione di dialettica molto accesa tra queste due realtà. E in questo contesto il pericolo che era, diciamo, molto avvertito da parte di chi avesse qualche anno di più, come ero io e come Enrico, come erano altri colleghi della facoltà, che però avevano non soltanto un profilo scientifico, ma avevano anche una sensibilità politica e quindi seguivano, insomma, queste cose, e anche in particolare seguivano le vicende degli studenti universitari, insomma, dell'evoluzione dei rapporti degli studenti universitari. Si temeva che si potesse determinare una rottura tra i movimenti cattolici e la democrazia cristiana, il movimento giovanile della democrazia cristiana, che avrebbe avuto conseguenze importanti sotto il profilo politico. In questo contesto, nel quale, appunto, come dicevo, alcuni di noi, io comunque seguivo queste vicende, spunta come un fiore nel deserto di questo radicalismo che c'era da una parte dei movimenti cattolici, dall'altra parte una risposta abbastanza spesso rozza della politica, insomma, che alla fine
non avendo argomenti rispetto alle critiche del mondo cattolico, rispondeva con l'arroganza della sua forza e della sua capacità organizzativa, che spesso i movimenti non avevano, che erano avviati in qualche modo verso un disastro elettorale senza la guida di quelli con dei ragazzi democristiani che sapevano fare politica, sapevano come si facevano le liste, sapevano come si realizzava. Arriva questo giovane Agrigentino, il quale nelle assemblee, negli incontri che si verificano tra questi gruppi per riuscire a definire una posizione politica contestualmente nuova, ma altresì capace di collegarsi alla linea, alla tradizione della democrazia cristiana senza smentirne i fondamenti, non tanto i comportamenti che potevano essersi verificati nelle varie circostanze. Arriva questo giovane, il quale con una pacatezza che viene ricordata da tutti, perché Nello credo che non alzasse mai la voce, non parlava sempre con una tonalità molto tranquilla, molto moderata, molto argomentativa, comincia ad intervenire mostrando una autorevolezza. Lui immediatamente, siccome si presentava come rappresentante del movimento giovanile della democrazia cristiana, subito dal radicalismo di questi movimenti cattolici, che erano un po' moralisti, e quindi con facilità davano patenti di buoni o cattivi, venendo meno proprio a quello che avrebbe dovuto essere una loro caratteristica, cioè l'esercizio della carità, oltre che eventualmente della giustizia, ma della carità sicuramente. Nello, che parlava da democristiano, comincia nella sostanza a dare lezioni, tra virgolette, di concretezza, di attenzione a quelli che erano i problemi reali. In sostanza comincia a fare capire che nella democrazia cristiana, e comunque lui personalmente, pur essendo democristiano e pur non rinunciando a questo, era un cattolico non di nome, non di etichetta, ma era un uomo realmente di fede che faceva politica per esercitare proprio quella esperienza intima e personale che era l'esperienza di fede che viveva. Faceva politica per aiutare. Bene, io la faccio breve. Si riesce a fare la lista unitaria. Nello viene eletto, per tanti, perché in quella vicenda nasce l'MCU, Movimento Cattolico Universitario. Nello diventa uno dei leader di questo movimento che, nato dalla facoltà di giurisprudenza, riuscirà ad avere un ruolo addirittura regionale, un totale che, lo ricordo, nella testimonianza che ho lasciato per iscritto in questo movimento, Lello Rubino, incontrandomi un giorno dopo le vicende elettorali, non nel 74, dopo qualche anno, non saprei se era nel 76, un giorno incontrandomi mi disse: senti, ma questo Nello vuole fare il deputato nazionale, regionale, che cosa vuole? Dissi: guarda, posso dire tutto. Posso dire che Nello può e vuole fare soltanto un'azione di servizio nei confronti della sua comunità e del mondo che viene a contatto con la sua azione politica. Per il resto non credo mai che Nello si sia posto il problema del ruolo. Nello è
pronto a svolgere qualsiasi funzione, ma sulla base di quella che dovesse essere una richiesta che viene dall'altro, non c'è che ha una ambizione o punta a interpretare la politica come processo di evoluzione personale. Nello diventa un personaggio all'interno della università e in particolare all'interno della nostra facoltà, oggi dipartimento di giurisprudenza, e a un certo momento in uno degli incontri è rappresentante degli studenti, quindi a titolo in uno di questi incontri se ne esce con una proposta che personalmente mi illumina una prospettiva. Dal punto di vista politico lascia tutti con la bocca aperta, insomma, gli interlocutori, insomma, che erano più o meno, insomma, noi giovani docenti universitari, più i rappresentanti degli studenti, insomma, del mondo nostro. Nello se ne esce con la proposta di decentrare l'università di Palermo alla Agrigento, istituendo dei corsi alla Agrigento. Naturalmente subito noi facemmo, io personalmente ricordo, che feci notare, insomma, che seppure era l'idea interessantissima, però non c'erano le possibilità tecnico-giuridiche per poter realizzare, perché non c'era nessun appiglio da questo punto di vista nella normativa universitaria per poter fare questo. Però non chiudemmo, insomma, questa possibilità, nel senso che noi eravamo giovani e quindi, insomma, non ci spaventavano, insomma, né essendo giovani giuristi credevamo nel nostro intimo a quella distinzione terribile, insomma, che i nostri maestri facevano tra il diritto condito e il diritto, insomma, che doveva ancora formarsi. Per noi il diritto era, insomma, un processo unitario, insomma, in cui, insomma, dal fatto si passava al diritto, dal diritto si ritornava al fatto, insomma, che era qualche cosa, insomma, che era più mobile di quanto non pensassero i nostri maestri, e quindi accogliemmo quella proposta che studiammo, articolammo in qualche maniera e presentammo, cosa ne ricorderà, il consiglio di facoltà, nel nostro consiglio di facoltà, il quale naturalmente la bocciò a piene voti, perché la proposta non poteva essere accolta, perché non c'erano i presupposti, insomma, per accogliere la proposta. Però noi come reazione dicemmo una cosa molto semplice: va bene, le istituzioni non possono fare questa cosa, noi siamo al di là delle istituzioni e la possiamo fare e la vogliamo fare in termini volontaristici. Naturalmente non daremo nessun significato legale, nessun significato formale alla questione, ma possiamo organizzare dei corsi per aiutare i ragazzi fuori sede dell'Agrigentino che hanno soprattutto delle difficoltà familiari di mantenerli a Palermo, di avere spese, insomma, che possono essere, insomma, sostenute, insomma, da famiglie piuttosto, insomma, indigenti, e quindi dare a tutti l'opportunità e aiutarli, insomma, in questo percorso. E così un gruppo umanitario di professori che io ricordo in questa mia memoria, tra cui Enrico che è qui, il professore Salvatore Albizzoni, che vogliamo ricordare anche in questa occasione e che è venuto meno molto prematuramente, il professore Alfredo Galasso, il professore oggi presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Leolugo Orlando,
il professore Renato Palazzo, il professore Vito Riccio e il professore Salvatore San Martino. Questi giovani assistenti che erano c'era Agrifoglio, Agrifoglio. Sì, Agrifoglio venne pure Sergio, sì, Sergio, venne pure, insomma, non era, no, perché Sergio non partecipava alla festa, quindi ci criticava tutti, insomma. Poi stava sempre con noi, però insomma lui ci criticava. Allora, questo gruppo insomma, decise di costituirsi in associazione di volontariato e a proprie spese, trovando la guida e la sponda in Nello, il quale a sua volta aveva un punto di riferimento, mi piace ricordarlo questa sera, che era completamente opposto, era suo avversario politico, dichiarato e notorio ad Agrigento, che era Franco La Rocca, il direttore della biblioteca comunale, comunista, il quale nulla aveva a che fare con Nello se non la serietà della persona, la umanità del suo fare politica e il suo intendere la politica come la intendeva Nello, cioè servizio nei confronti della comunità, e quindi insomma con questa sponda riusciamo a organizzare questi corsi che erano dei corsi sussidiari nei quali insomma, facevamo ognuno per aree di materie insomma, che insegnavamo e coltivavamo e delle lezioni con assistenza agli studenti. Bene, quella iniziativa, come molti forse qui, non so per dire molti, ma insomma qualcuno qui sicuramente ricorderà, è un successo strepitoso e durò per un periodo di tempo che coprì tutto il decennio dal 75 all'80, perché nell'80 viene approvata dal Parlamento nazionale la legge 382 che istituisce il principio del decentramento delle università statali sul territorio. Quindi ecco insomma che qui ad Agrigento, sulla base di una intuizione di Nello Amel, con l'aiuto naturalmente insomma, nostro, perché eravamo già avviati alla carriera universitaria, Agrigento visse una esperienza di quella che poteva essere e che era la intelligenza di un politico che guardava agli interessi e alla vendita del futuro. Questo era Nello Amel. Io mi avvio alla conclusione e dopodiché Nello si laureò, già mentre era ancora universitario cominciò a fare politica in maniera formale, credo che fosse stato eletto consigliere comunale, sicuramente fu eletto responsabile provinciale del movimento giovanile della Democrazia Cristiana mentre era ancora universitario. Dopodiché insomma Nello si dedicò, seguendo quello che era la sua natura, che si era manifestata in questa maniera così intelligente, e si dedicò alle comunità locali, prima di Portelferro e poi insomma, di Agrigento, dove sempre svolse il suo compito di amministratore locale e dove ci rincontrammo, perché io diventai nel 1989 il segretario dell'ANCI e quindi, essendo il segretario dell'ANCI, avevo quotidiani rapporti con i sindaci, con i consiglieri comunali di tutta la Sicilia, in maniera particolare naturalmente con quelli che conoscevo per ventura, insomma, come nel caso di Nello, che avevo conosciuto e che diventavano un punto di riferimento. E lì Nello venne fuori con tutta insomma, la sua capacità politica di sapere insomma, individuare quale fosse il ruolo vero della istituzione locale.
Io questo lo devo ricordare, lo voglio ricordare, perché Nello è stato un fautore dell'autonomia, ma non dell'autonomia come purtroppo veniva intesa e continua ad essere intesa oggi ancora di più, come il modo per esercitare un proprio potere di natura personale. Ma Nello aveva una idea di autonomia che era la vera autonomia che aveva teorizzato ed elaborato Luigi Sturzo, e che era quella per cui ciò che contava era la responsabilità nei confronti della comunità. Le istituzioni erano responsabili nei confronti della comunità e lui si sentiva lì rappresentante di questa responsabilità che doveva riuscire in qualche modo a realizzare attraverso quello che poteva fare. Il sindaco e il Presidente del Consiglio ricordavano che Nello si batteva per le sue cose, alle volte magari vinceva, alle volte il suo pensiero non passava, veniva bocciato dagli altri colleghi, eccetera, ma sempre con grande senso della prudenza, con grande senso della moderazione, con grande rispetto per tutti, perché quello era il modo attraverso il quale lui voleva realizzare non il suo essere politico, ma essenzialmente il suo essere un uomo della comunità agrigentina, della comunità siciliana, della comunità italiana. Grazie professore Tivaino per questo profilo ampio che ha tratteggiato sul Nello Amel e proprio ci ha ricordato gli anni difficili, gli anni 70 e la dialettica che c'era all'interno del mondo cattolico. A tal proposito colgo l'occasione per dire che il giorno 18 a Palermo ci sarà nella facoltà teologica tutta una giornata di studio sul concilio e sul dopo concilio, e in quella circostanza, se c'è la possibilità di venire, tratterò il tema i cattolici del dissenso in Sicilia. Bene, il senatore La Loggia purtroppo ci deve lasciare, che deve rientrare a Palermo. Lo ringraziamo per la sua presenza. Ci sarà un'altra occasione per il nostro incontro con l'ultimo intervento che viene fatto dall'onorevole Franco Piro. Come si può dire a Bergamotta, allarghiamo. Allora, innanzitutto un saluto a tutti i presenti e alle presenti. E alle presenti e ai presenti. Io sono grato a Gianni, ma soprattutto a Pasquale. Credo 40 anni che ci conosciamo. Forse di più. Sì, sicuramente 40, perché io sono entrato in assemblea nell'86 da deputato e lui era validissimo dirigente dell'assemblea regionale siciliana. Sono grato perché mi hanno dato l'occasione per restituire, certo non a lei, ma a tutti voi, ai familiari, a Pasquale. Pasquale sa quante volte io gli chiedevo notizie, informazioni, anche perché avevo vissuto pure io un dramma familiare del tutto simile. E per restituire, dicevo, a tutti voi quello che mi ha dato Nello.
io non tratteggerò la figura di me, tratteggiarla qui a voi sarebbe veramente sbagliato. Ecco, io proverò a dire perché ci siamo incontrati, non nel senso fisico, ma nel senso, se volete, intellettuale e politico, con Nello, e perché da questo incontro è nata una stima reciproca molto forte, un apprezzamento, nonostante a volte le diversità di collocazione nel senso della militanza in questa o in quella formazione politica, ma siamo stati sempre dalla stessa parte, sempre dalla stessa parte. La prima volta che ho conosciuto Nello, adesso non saprei esattamente dire l'anno, ma insomma gli anni 90. Gli anni 90 ho avuto qualche occasione di parlare, di confrontarci. Io nel 91 ero stato tra i fondatori della Rete, del Movimento per la Democrazia della Rete, e Nello era molto interessato. La Rete è nata perché è crollato il muro di Berlino, è uno dei movimenti politici nati in conseguenza del crollo del muro. E come è stato già sottolineato dal Presidente del Consiglio Comunale, Nello rifletteva molto in quel periodo su che significato stesse avendo quella caduta del muro, che oggettivamente è stato uno spartiacque anche nel nostro paese, perché senza la caduta del muro di Berlino, quella che assai impropriamente veramente si chiama Prima Repubblica, la Repubblica non è cambiata proprio, ha provocato oggettivamente un cambiamento fortissimo. Ma dove ha inciso soprattutto? Ha inciso soprattutto nel sistema politico e nel sistema di rappresentanza che i partiti fino a quel momento avevano svolto nei confronti dei cittadini rispetto alle istituzioni. Quello è cambiato radicalmente. È cambiato radicalmente il modo di essere del sistema politico. Io la dico come la penso, qua c'è il professore Viraino che mi redarguirà se del caso, ma la Costituzione italiana, che ovviamente è il frutto della resistenza, del CLN, di tutte queste cose, è una Costituzione che innanzitutto ha delineato gli equilibri del sistema costituzionale e istituzionale del nostro Paese. E dentro quegli equilibri il sistema non poteva che essere un sistema rappresentativo su base proporzionale, perché se guardate molti passaggi della Costituzione è evidente che era, non ho detto fesserie, Pasquale, d'accordo, siamo a posto, era fondata proprio sul sistema proporzionale. In questo senso, diciamo, un passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, ma ripeto, secondo me è una visione sbagliata. Però questo tema dei partiti, del crollo, che poi già negli anni 90 era lì, poi si è verificato il crollo del sistema dei partiti così come erano nati dopo la resistenza, era sotto gli occhi di tutti, frutto contemporaneamente della caduta del muro di Berlino, che aveva fatto cadere il muro su cui anche la politica italiana si era appoggiata, per cui si fronteggiava per appartenenze neanche appartenenze italiane, ma appartenenze, diciamo, a un ordine mondiale, e ha messo al nudo anche la estrema fragilità dei partiti, che da organizzatori dell'elaborazione politica e rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni si erano trasformati in altro, in sistema di occupazione, con le degenerazioni anche che abbiamo
ci abbiamo conosciuto. Ecco, su questi passaggi riflettevamo insieme con Nello, e lui era molto interessato alla rete perché da cattolico che aveva militato anche nella Democrazia Cristiana, vedeva nella rete, e su questo eravamo d'accordo, un movimento figlio di rotture, la rottura del muro, ma la rottura dei partiti. Quindi, come dire, una generazione nuova, con persone che avevano militato anche in formazioni contrapposte. Io venivo dalla Democrazia Proletaria, per intenderci, Orlando veniva dalla Democrazia Cristiana, Galasso veniva dal Partito Comunista insieme a Novelli, Naldo Dalla Chiesa veniva dai movimenti civici, persone diverse, con storie diverse, militanze diverse, che si trovavano su idee condivise e su progetti da portare avanti. Giusto o sbagliato, questo è il punto, ma si ritrovavano. E questa rottura a Nello interessava molto, per quello che poi dirò alla fine. Io e Nello abbiamo vissuto la prima e la seconda Repubblica. Nello è stato consigliere comunale negli anni 80, se non ricordo male, a Posto e Bene. Io ho cominciato da consigliere comunale a Termini Imerese, poi sono diventato deputato regionale nell'86, quindi abbiamo vissuto intensamente, proprio da protagonisti, diciamo, la prima Repubblica fino alla sua fine e la nascita, la trasformazione, diciamo, della seconda Repubblica. Confrontandoci, parlando, abbiamo scoperto di avere molte cose in comune, molte. Dalla più banale, abbiamo lavorato entrambi nella stessa banca, a quelle più significative. Cattolici, di fede cattolica, entrambi, ma con percorsi, diciamo, diversi. Io fino al 1970 sono stato impegnato nelle comunità ecclesiali, poi mi ha travolto la passione politica, e la mia presenza nelle comunità ecclesiali è diventata rarissima, perché la politica mi ha assorbito interamente, e con vocazioni diverse. Non ci sono solo i cattolici liberali e i cattolici democratici, ci sono anche i cattolici di sinistra. Io mi sento di dire che sono di sinistra, democratico e liberale. Mi sento di dirlo e credo di averlo dimostrato in tutta la mia vita politica. I cattolici del dissenso, allora ci chiamavano i cattolici del dissenso. Ma perché? Perché c'è stato un secondo impatto forte, c'era stato nella nostra vita, che di tutto il mondo cattolico, che è stato la rivisitazione totale che il Concilio Vaticano II ha fatto anche nella dottrina sociale della Chiesa, e poi il trovarsi dentro quel grande rivolgimento, con tutte quelle considerazioni sul piano storico che possiamo fare, del 68, che ha coinvolto tutto il mondo. Per essere chiari, i miei riferimenti erano la teologia della liberazione in Sud America, Don Mazzi dell'Isolotto, i preti operai, e così via di seguito, cioè quella parte del mondo cattolico che sentiva l'urgenza, soprattutto nelle realtà molto difficili come in Sud America, di certo, ho scritto, sì, un mino, sì, ci siamo confrontati tante volte, io ho scritto pure sul segno, eccetera, eccetera. E quindi quella era la mia collocazione. Diversa ovviamente da quella di Nello, ma non sulla base di valori diversi, ma sulla base di anche forse le esperienze di vita che ognuno di noi ha fatto, che in quel momento ci collocavano in situazioni diverse. Poi l'impegno sociale, io oltre che militare in formazione politica ho militato nell'associazionismo,
l'associazionismo cos'è? Quello che lavora sul sociale, è il modo di rendersi cura dei più fragili, degli ultimi. Ecco, usiamo una parola che usa molto la Chiesa. Poi la comune concezione della politica come servizio per la comunità, l'etica della responsabilità, soprattutto per chi riveste cariche politiche e incarichi pubblici, l'avversione verso la degenerazione che avevamo visto, abbiamo visto direttamente, qualcuno addirittura dentro il proprio partito, del sistema dei partiti. La difesa dei beni comuni, allora non c'era questa dizione dei beni comuni, ma sempre ci sono stati beni comuni e sempre ci sono stati coloro che si sono battuti per il bene comune, a cominciare da uno dei fondamentali, l'ambiente. Questa copertina credo che non sia un caso che riporti una fotografia di Nello con in mano un manifesto che dice sì, quindi vota sì, il mare è nostro, e il referendum del 2016 sulle trivelle, che abbiamo perso perché la gente non ci andò a votare, anche se poi il sì è stato dell'85%. Nello aveva una spiccata sensibilità ambientalista, comprendeva bene il senso della difesa dell'ambiente come bene comune, ma come dire, l'acqua in cui ci dovevamo bagnare per forza, l'ambiente come valore prima ancora che l'ambiente come risorsa. Non a caso è stato assessore, no? La giunta di Firenze è stato assessore all'ambiente, se non ricordo male. È stato ricordato il lavoro che ha fatto per fare la raccolta differenziata. Insomma, avevamo valori fondanti condivisi sicuramente, anche se le nostre scelte, diciamo, non sempre hanno coinciso per esempio nella Margherita. Nel 2007 Nello si candidò a sindaco, era sostenuto da due liste se non ricordo male, no? una delle quali era la Margherita. Io all'epoca ero deputato nazionale e per il sistema elettorale di allora io rappresentavo 4 province, Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, e quindi la mia presenza ad Agrigento era abbastanza costante, venivo spesso ad Agrigento e qualche parola, mettiamola così, l'ho spesa pure io per questo sostegno a Nello nella sua candidatura a sindaco del 2007. Mi dicono i miei amici di Agrigento, che c'è una testimonianza di Massimo Ingiaimo, che anche nell'ultimo periodo Nello aveva parlato con Massimo, insomma in qualche modo si interessava, in qualche modo gli piacevano alcune cose che si stavano facendo anche nel Partito Democratico. Ecco, quello che mi colpì di Nello, anche questo era uno degli elementi che ci rendevano simili, era un uomo che sentiva il dovere di fare politica. Poteva occuparsi semplicemente della comunità ecclesiale, della comunità con la sua attività ne ha fatte tantissime, ne ha sviluppate tantissime, però sentiva il dovere di fare politica perché avvertiva la necessità del cambiamento. Fare politica per cambiare lo stato delle cose presenti, soprattutto quando questo non andava bene, nazionalmente, regionalmente o in una importante città come Agrigento. E attraverso questo, il fare politica, produrre il bene per la comunità che si rappresenta. Nel libro io l'ho scritto. Lei non poteva fare la qualunque, deputato, poteva ricoprire i ruoli, però ecco, mi è parso di cogliere un significato in questo suo permanere ad Agrigento, cioè è come se non volesse perdere il contatto con la realtà
locale in cui si sentiva di doversi impegnare. In una città poi molto particolare come Agrigento, una città in cui è stato detto in un recente convegno a Porto Empedocle, una città che con la frana ha visto crollare la storia contemporanea e per fortuna si è salvato lo splendore della storia antica. E la possiamo raffigurare così. Ecco, Nello aveva un forte senso critico, da persona libera, e per questo mi permetto di dire che è stato un uomo di rottura. Ecco il suo interesse per la rottura di cui abbiamo parlato all'inizio. Ha testimoniato, ma non con la parola, ma con il suo fare, cioè ha dato dimostrazione e con grande efficacia di come si possa fare politica rimanendo agganciati a valori morali robusti, con onestà, con capacità e volontà di fare, con intelligenza, con mitezza. Nello è stato una forza gentile. E io credo, raccolgo anche quanto ci ha detto il sindaco, io credo che, a cominciare da voi ovviamente, bisogna fare uno sforzo per fare conoscere Nello alle nuove generazioni. Non sono certo io a dover dire come, ma questo ovviamente, ma questo sforzo bisognerà che si faccia, perché un dono per la comunità, sì, ma un dono prezioso che non va disperso e, per quanto è possibile, trasferirlo alle nuove generazioni. Siamo così arrivati agli ultimi sgoccioli di questa serata dedicata a Nello, e devo dire che mi è piaciuto come l'attenzione che avete prestata a tutti gli interventi che sono stati fatti. Non c'è stato un momento di distrazione. Questo ecco perché Nello sì, è così, è proprio così, perché noi abbiamo conosciuto una persona davvero splendida. Siamo così arrivati agli ultimi sgoccioli di questa serata. Mi piacerebbe, siccome l'abbiamo qui, dillo diretto, ha lavorato con gentilmente un tuo brevissimo ricordo, è possibile? Grazie, non me l'aspettavo, ma grazie. Credo ci sia poco da aggiungere agli interventi che si sono svolti, perché ciascuno ha stressato una parte dell'uomo Nello Amel, dell'uomo impegnato nel sociale, dell'uomo impegnato politicamente. Io lì nel testo ho raccontato la mia di esperienza con Nello, quando l'ho conosciuto, come l'ho conosciuto, e quindi la lasciamo al libro. Però se possibile vorrei, per questi 5 anni che poi noi abbiamo vissuto insieme di esperienza amministrativa, tirar fuori quello che è stato Nello Amel come persona di una generosità infinita, nell'impegno quotidiano, generosità infinita nei confronti dei compagni di ventura che hanno condiviso quella esperienza lì, che non si svolgeva solo limitatamente a quell'attività che era di fronte all'anima, ma che continuava anche con interessi più diversi, anche nel condividere delle cose minime, la piantumazione di un melograno, cioè lo stupore delle cose minimali della vita che venivano condivise, cioè una squadra a pieno regime fatta di esperienze quotidiane che si vivevano insieme. E la particolarità che hanno passato fuori Franco
di Nello Amel, del suo impegno, secondo me sta in questo. Viviamo una stagione nella quale qualcuno, credo sia stato la Loggia, ha fatto un riferimento rispetto ai giganti che furono della politica, perché si arrivava a fare politica, a fare il consigliere comunale con una forte selezione della classe dirigente, selezione di classe dirigente che oggi purtroppo non c'è o comunque si è enormemente limitata rispetto al passato. E lui, secondo me, ha colto di questa sua voglia straordinaria di occuparsi degli altri, di occuparsi del civile, ha colto due aspetti. Lo ha testimoniato con l'impegno politico e conosciamo tutti le sue battaglie. Nello Amel che fa le grandi battaglie per l'acqua, per il prezzo giusto dell'acqua, cioè non dell'acqua pubblica come finzione presa in giro, vestiamola di pubblico, ma diventa pubblica se diventa un bene realmente accessibile, per cui l'abbiamo visto nelle grandi battaglie dell'acqua e l'abbiamo visto insieme a me davanti il municipio di Agrigento per dire a quelli che blateravano solo acqua pubblica, che il tema non era solo l'acqua pubblica, ma fare in modo che l'acqua fosse davvero pubblica, per cui quelli che avevano le fonti li mettessero a disposizione di tutti gli altri, così come era previsto nella genesi della legge Galli e che poi miseramente è crollata. Ecco perché per esempio il costo dell'acqua del ricco a Bivona è certamente molto più basso del povero Tozzucicco che scende da una qualunque periferia di questa città. Queste grandi battaglie noi abbiamo avuto il coraggio di farlo a muso duro, andando anche a singolar tenzone pubblicamente davanti al municipio di Agrigento, e mi piace ricordarlo per queste grandi battaglie di generosità che lui ha condotto. Dopodiché c'è stato anche Nello Amel che dove non arrivava con l'impegno politico arrivava direttamente sporcandosi le mani nel sociale. Nello Amel vicino alla sua signora, accanto alle fasce di bisogno laddove c'erano temi di nuove povertà legate a malattie neurodegenerative, Nello Amel legato al bisogno dei più deboli, dei poveri, lo ha fatto in maniera generosissima insieme a tanti altri nel periodo del Covid. Siamo una comunità che dimentica spesso le cose che fanno gli altri e oggi è veramente, io credo, l'occasione per un lampo ciascuno di noi ricordi un pezzo di quest'uomo in questa città, perché è stato un meraviglioso testimone di carità. Grazie mille. Grazie mille. Siamo arrivati così davvero alla conclusione. Mi sembra si è stato detto tanto che è difficile fare una sintesi di quanto qui brillantemente è stato messo in evidenza delle virtù grandi di questo uomo. E mentre parlavano, scusate, io guardavo sempre Pasquale, che è riuscito fino adesso a trattenere le lacrime. È stato veramente un momento davvero commovente. E allora cosa ci rimane? Ci rimane l'appello di Franco Piro che dice: dobbiamo farlo conoscere soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni. Cedo adesso il microfono ad un familiare, al figlio di Nello, che sarà lui a concludere. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Io ho questo difficilissimo compito di ringraziare tutti voi da parte della nostra famiglia e volevo ringraziare innanzitutto il professor Di Natali per questa bellissima occasione che ci ha regalato, gli illustrissimi relatori per i contributi che hanno dato, il sindaco, il Presidente del Consiglio, i miei zii per aver organizzato questa bella manifestazione, e tutti voi per aver testimoniato anche stasera il ricordo e l'affetto che nutrivate verso mio papà. È inutile che vi racconti qualcosa di mio papà perché ognuno di voi ha vissuto un pezzo di strada con lui. Lui, una cosa che ricordo sempre, mi ha
che mi ha sempre detto è stata che l'esperienza politica non deve essere vissuta come un palcoscenico su cui coltivare il proprio ego, ma l'esperienza politica si concretizza in una sola cosa, che è la presenza quotidiana tra la gente, lo spendersi per le persone che si ha vicino. E come diceva Camus, la più grande generosità verso il futuro è dare tutto nel presente, e quello è quello che sicuramente credo che abbia fatto mio padre. Vi ringrazio per essere venuti e grazie a tutti. Adesso la famiglia ha il piacere di regalare il libro ad ognuno di voi di Nello. Grazie a tutti, prendete il libro. Sono i familiari che adesso lo eloquano.